Allora, siamo con Raffaele Padrone, vice segretario nazionale FSP Polizia. Grazie, Questo buonasera. sindacato, la sigla, cosa significa? Federazione Sindacale della Polizia. Senta Padrone, allora è scoccata l'ora della zona gialla e come ad ogni cambio di colore le chiedo insomma quale sarà l'orientamento, linea morbida o linea dura? Linea morbida? Beh, ripeto quello che ho detto altre volte, la linea da parte nostra è quella di condurre le persone a comportarsi in maniera adeguata, consona a quello che è il periodo, che riteniamo opportuno dire e far presente alla gente che se si comportano bene, se mantengono le distanze, se non fanno assembramenti, ho visto il vostro servizio, queste cose succedono, continuano a succedere, quelle delle proprie abitazioni, di avere l'opportunità di stare a casa, sì, ma con gli amici, con che numero di amici, poi il vicino ci chiama, c'è una festa, entriamo, ci sono 16 persone, quando il decreto legge ne concede 4, ma al di là dei numeri 4 o 5, quello che noi della polizia in questo momento, delle forze dell'ordine, cerchiamo di garantire la possibilità a chi si comporta bene, chi non fa il furbetto, al barista che si comporta bene, al negoziante che si comporta bene, garantiamo solamente la continuità, la possibilità che gli altri, nel rispetto, possano continuare, ricominciare a vivere. Questo è la vera, in questo momento il vero servizio delle forze dell'ordine, Grizzo. Certo. Senta, le faccio una domanda un po' più generale. Sì. La videosorveglianza, no? Anche nei giorni scorsi c'è stato un episodio eclatante di quel centauro che poi che non si era fermato all'intimazione della polizia locale di Pordenone, e poi attraverso la videosorveglianza gli agenti sono arrivati a identificarlo e sono andati a casa direttamente per notificargli la sanzione, no? Ecco, non pensa che la videosorveglianza sicuramente è un sostegno, un aiuto per le forze dell'ordine, ma potrebbe anche, lei spinge spesso sulla carenza di organico, no? Sì. Della polizia, ecco. Sì, sì. Però forse potrebbe verificarsi quello che sta succedendo anche in altre categorie lavorative, dove l'automazione, le intelligenze artificiali lasceranno a casa parecchie persone, forse anche la polizia, al di là ovviamente dei compiti legati strettamente alla presenza fisica, cioè l'arresto, eccetera. Certo. Però in altre situazioni forse non ci sarà più così Certo. la necessità di un organico così massiccio, insomma. Certo, guardi, io sono sempre stato uno, anche da questi teleschermi, ho detto sempre che la videosorveglianza non deve sostituire l'occhio dell'uomo delle forze dell'ordine, non lo può fare, è un aiuto. Io mi sono sempre battuto su questo discorso, vabbè, non assumiamo poliziotti, non assumiamo vigili urbani, perché tanto abbiamo questa tecnica della videosorveglianza. L'ha detto lei, cioè io non vorrei che un domani si sostituisca questa tecnologia. La tecnologia ci deve essere d'aiuto, Di supporto, di e sostegno, supporto, ma non a perché sostituire. guardi, sono state cambiate proprio Pordenone è stata una delle città principali con questa attività e francamente sono state modificate nel tempo. Abbiamo avuto anche degli episodi dove le telecamere erano fasulle, se vi ricordate, su episodi importanti, ma veramente importanti. Anche in occasione del duplice omicidio. Esatto, l'ha ricordato lei, io non lo volevo dire, ma quando dico molto importanti, allora se queste telecamere devono essere lì, fasulle, guai, ma poi la tecnologia è aumentata e Pordenone si è adeguato, il riconoscimento di questa persona, della targa, ci sono stati d'aiuto, però l'ho sempre detto, la sentinella della legalità sono gli uomini della Polizia di Stato, delle forze dell'ordine, nessun altro. Quindi la tecnologia va bene laddove c'è un grosso episodio, un grande evento particolare, tant'è che anche quando noi facciamo grossi eventi internazionali utilizziamo dall'elicottero, usiamo un sistema LTE, cioè sistemi ad alta frequenza che ci permettano di garantire la sicurezza dei cittadini. Però da lì a dire
leviamo e non assumiamo per questi motivi. Purtroppo in Italia però sta funzionando così. Da anni Purtroppo è un discorso non siamo globale in assunzione. Esatto, è un discorso La questura, purtroppo... Prego. La questura di Pordenone da qua al 2023 avrà una perdita di oltre 80 persone, e con tutto il bene che voglio a tutti i ministri che ci saranno e i capi della polizia che da qua al 2023 arriveranno, io credo che la sostituzione di queste 80 persone non avverrà mai. Questo è il danno di una città che non è più provincia, ma comunque di una città dove i reati continuano ad esserci, perché fin quando continuiamo a avere persone che con la città di Pordenone, che con l'Italia hanno poco a che fare, scusatemi, l'abbiamo visto ultimamente in Pordenone, prendiamo solo la nostra città, gli atti compiuti da persone che sono qui in attesa di un soggiorno, e continuiamo a farli entrare quando in uno stato di pandemia dovremmo chiudere veramente i nostri confini come fanno tanti altri stati, non fanno entrare nessuno. Vabbè, adesso stiamo andando un po' fuori tema. Comunque in sintesi, videosorveglianza sì, ma a sostegno, non in sostituzione. No, assolutamente, l'ho sempre detto, lo dico anche questa sera. Bene, sarebbe bello che funzionasse così anche per altre categorie di lavoratori che invece si trovano minacciate da, appunto, come dicevo prima, dal sopravanzare delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, eccetera. Ma vedremo. Beh, io mi auguro che ci siano ancora i camerieri, le cameriere, le commesse, non ci siano dei robot, forse andremo avanti così. In banca ormai è tutto automatizzato. Sì, non c'è più il contatto con noi perdiamo il contatto con le persone, certo. La richiesta, basta che facciamo un numero per chiedere un'informazione, ci risponde la vocina solita, certo. E per mezz'ora ti tengono il telefono, questo è così. E spesso operatori che rispondono non dal territorio nazionale. No. Ma abbiamo già detto tutto. Ho già detto tutto. Va bene, gliel'hai proprio servito, meno male che si è trattenuto. Va bene, ringrazio. Grazie a È un tema che prenderemo senz'altro. Continua a entrare gente anche adesso, l'avete visto, 121 persone entrate. Che devo lanciare il servizio. Quale servizio? Non me lo anticipi lei. Va bene. Non lo sapevo. Vedo il futuro. Insomma, cambio in diretta della postazione. Va bene, grazie Raffaele Padrone. Grazie a voi, buonasera. Lo anticipava, rintracciati oltre 100 migranti nella notte. Andiamo alle porte di Udine, dove è successo l'episodio.